ritrovati l'appuntamento con Idea Formazione Nord-Est. Oggi andiamo a conoscere un mondo assolutamente innovativo, quello della programmazione 3D, e lo facciamo grazie ai corsi organizzati dall'ente di formazione Irigem di Rosà. Cinema, televisione, videogiochi, ma anche architettura, ingegneria, arte, persino la medicina. Non esiste ormai ambito che oggi non si affidi alla progettazione grafica tridimensionale, quello che per tutti oggi è semplicemente il 3D. Entrato ormai da qualche tempo nel linguaggio comune, ecco cos'è esattamente la nuova frontiera della progettazione. Cos'è oggi il 3D? Il 3D è al giorno d'oggi si può considerare una scienza, ovvero le competenze necessarie per modellare, disegnare in 3D sono moltissime e servono tutte, sono importantissime per realizzare un prodotto, per commercializzarlo, ma soprattutto per pubblicizzarlo. Aziende, studi pubblicitari, piccoli artigiani o grandi industriali, liberi professionisti. Non c'è limite a chi possa utilizzare il 3D. Ecco perché conoscere esattamente questo nuovo linguaggio, saperlo utilizzare correttamente, risulta indispensabile a chiunque voglia essere veramente al passo con i tempi. Conoscerlo e maneggiarlo, però, non è certo cosa impossibile. È sufficiente frequentare uno dei corsi organizzati su misura per aziende e privati dall'ente di formazione Irigem di Rosà. Qui all'Irigem noi forniamo dei corsi di specializzazione, di formazione e specializzazione, suddivisi in diversi pacchetti a seconda della necessità del nostro utente. Partiamo da un pacchetto base di 15-20 ore per una formazione generica, utilizzando diversi software, dai più rinomati ai più classici, come per esempio Photoshop, Illustrator. Per quanto riguarda il 3D possiamo formare il personale utilizzando software come Rhinoceros, Maya, 3D Studio Max e altri software per realizzare i relativi rendering. Quali competenze deve avere chi decide di affrontare il 3D, se deve averne? È preferibile averne, ma non sono necessarie, perché noi appunto siamo un ente di formazione, quindi siamo abituati a formare persone anche senza esperienza, quindi non c'è da aver paura se qualcuno vuole tentare un approccio o migliorare semplicemente le proprie competenze. Insomma, il 3D è davvero per tutti, l'unica competenza richiesta è saper maneggiare un computer. L'utilizzo del computer è fondamentale, un minimo di conoscenza informatica, tanto per capirci, è importantissimo. Tutto il resto a livello tecnico verrà insegnato qui direttamente a lezione. Competenze informatiche fondamentali non ce ne sono dunque? No, non sono richieste, l'importante è saper gestire un computer a livello basico, sapere che cosa significa utilizzare il tasto destro del mouse e quali sono le opzioni possibili, sapere come funziona un'interfaccia su piattaforma Microsoft o Macintosh, quindi le cose basilari. Competenze comuni e basilari dunque sono sufficienti per approcciare al mondo del 3D, dove neppure le conoscenze matematiche o grafiche sono indispensabili. La matematica fortunatamente non è come la matematica che conosciamo a scuola, fortunatamente il lavoro più importante lo fa già il computer. Noi impareremo un approccio metodico che usa la logica matematica, ma non sarà così impegnativo come sui banchi di scuola. Per quanto riguarda invece le competenze grafiche, meglio se qualcuno sa disegnare, ma anche qui non è proprio necessario. In ogni caso, già preparati o meno, basta affidarsi all'ente di formazione Irigem per assicurarsi le basi. I nostri corsi insegnano ad interpretare forme ed oggetti anche da un semplice disegno
Di conseguenza dobbiamo saper riconoscere se la vista di un oggetto è per esempio frontale, oppure laterale, oppure inferiore o superiore o di 3/4. Regola 1 dunque, il 3D non è un mondo poi così complesso. Avvicinarsi ad esso è cosa possibile praticamente per tutti. Regola 2, il 3D può cambiare persino il modo di gestire un intero processo produttivo. Grazie a questa tecnologia è possibile realizzare delle immagini, dei video, ancora prima che il prodotto stesso venga realizzato e prodotto. Significa anticipare i risultati del mercato prima ancora di affrontare i costi di produzione. La stessa cosa nel mobile. Ad oggi, soprattutto nel Bassanese, moltissime sono le aziende che hanno dovuto sfortunatamente adeguarsi o chiudere alle leggi di mercato semplicemente perché produrre un mobile è diventato più costoso che proporlo o progettarlo. Di conseguenza il metodo di lavoro è cambiato, si è aggiornato. Andiamo a realizzare una lista delle potenzialità o delle configurazioni dei nostri mobili senza doverle realizzare, perché alla fine la qualità grafica che noi andremo a presentare è pressoché realistica. Una volta confermata la configurazione ideale, andremo ad affrontare i costi di magazzino e di produzione per realizzare il prodotto che è già stato venduto. Una vera e propria rivoluzione copernicana, insomma, o meglio, una rivoluzione industriale. Attualmente molti progetti, quasi tutti, vengono realizzati in 2D. Al cliente pertanto non arriva un'immagine reale del prodotto, ma una sorta di schema. Il 3D invece consente un salto di qualità. Il futuro, anzi dovrebbe essere già l'attualità, è un real time, un rendering in real time che mi permette di vedere in qualsiasi momento un prodotto nelle sue caratteristiche, nelle sue varianti grafiche, semplicemente con dei piccoli gesti, e sfogliare i diversi componenti delle nostre proposte, fino a realizzare un total look, fino a realizzare tutti i componenti della nostra gamma prodotto. Tra i cambiamenti introdotti dalla progettazione tridimensionale vi è la possibilità di creare una sorta di showroom virtuale che il potenziale cliente può visitare seduto comodamente sul divano di casa. Tra l'altro può anche avere un aspetto ludico, insomma un cliente può anche divertirsi nello scegliere il proprio casco in questo caso. Molto di più, l'utente aiuterà la nostra azienda semplicemente dando le proprie opinioni, con un semplice clic, può mandare un messaggio: io vorrei questo prodotto per esempio con questa combinazione colori, magari può suggerirci una soluzione di mercato che l'azienda stessa non aveva pensato. Quindi c'è una simbiosi tra l'utente finale che rappresenta il vero mercato e l'azienda produttrice di quel prodotto. Si evitano così costose ricerche di mercato, per non parlare delle tradizionali scorte di magazzino che oggi rappresentano un costo non più sostenibile per molte aziende. Non ho bisogno di un ambiente, non ho bisogno di pagare un affitto per lo spazio, non ho spese di gestione di corrente elettrica o di altre necessità di nessun tipo e posso comunicare lo stesso messaggio in maniera molto più rapida utilizzando appunto queste nuove piattaforme. Mando un collegamento internet al mio cliente che può comodamente scegliere il modello che io sto per andare a produrre per lui. Una volta scelto il prodotto, possiamo firmare un'impegnativa e anche i metodi di pagamento sono più sicuri, perché queste rappresentano delle vere e proprie prove d'acquisto. Questo dunque è uno dei tanti vantaggi garantiti dalla progettazione 3D, che conosce il suo successivo sviluppo nella realtà concreta della stampa tridimensionale. E in questo ambito, già da qualche tempo, l'ente di formazione Irigem è entrato in contatto diretto con l'azienda Tex Italia di Bassano, che opera proprio in questo settore.
stampa 3D è un processo produttivo che rispetto al normale e canonico processo produttivo che parte dal pieno, quindi dalla materia piena, per poi scavare attraverso delle frese o d'un tornio l'oggetto, la stampa 3D invece parte al contrario, cioè si parte dal niente e si va ad addizionare del materiale, anche per questo è chiamata manufattura additiva. Conoscere la progettazione 3D in questo caso può risultare utile per operare nella stampa tridimensionale. Ecco quali competenze è opportuno avere. Sicuramente serve saper modellare in 3D, quindi per poter poi realizzare il pezzo. Dicevo poi, se ho una stampante diciamo economica in casa non è necessario poi una grande preparazione. Altra cosa invece per le macchine industriali, per le quali magari c'è bisogno di un po' più attenzione, ma essere un po' più tecnici, ecco. I settori in cui la stampa 3D ha preso piede sono molteplici e spaziano in ambiti lontanissimi fra loro. I settori che andiamo a trattare sono parecchi. Se dovessi dire uno più trainante, direi l'industria, cioè creiamo il prototipo, quindi la preserie, il primo oggetto, no? Però ci sono altri settori che stanno veramente incrementando e vediamo che c'è sempre più richiesta. Uno è il medicale, che non ci avevamo pensato all'inizio, ma in realtà vediamo che ci fanno stampare, no, dalla TAC si riesce ad avere una stampa 3D della frattura, per esempio, per poi provare l'intervento nell'oggetto, oppure solamente per mostrare al cliente che tipo di frattura ha nel ginocchio, nella gamba, eccetera. Anche il mondo dell'artigianato, che per anni ha fatto della manualità la sua chiave vincente, ha imparato negli anni ad affidarsi alla stampa 3D per toccare con mano in tempi brevi e con qualità comunque perfetta un prototipo o un'idea. Possono convivere l'abilità e l'esperienza artigianale, proprio quella manuale, con la stampa in 3D? Sì, credo proprio di sì, e in alcuni casi alcuni nostri clienti stanno facendo proprio questo, cioè stanno utilizzando un'arma in più che è la stampa 3D per il loro lavoro, quindi direttamente dal file stampiamo un bozzetto, poi l'artigiano va a rifinirlo e va a creare quel plus per poi stampare un oggetto assolutamente che prima avrebbe diciamo impiegato molte più ore di lavorazione. Quindi si guadagna tempo e alla fine quindi un risparmio. Esattamente, tempo e poi i soldi, costa meno. Già, i costi. Il 3D potrebbe far paura a molti. Si pensa a tecnologie talmente innovative da essere costosissime, ma la situazione in realtà è meno impegnativa del previsto. C'è da distinguere tra le varie tecnologie di stampa 3D. Ecco, ci sono le tecnologie professionali, le tecnologie che permettono dei risultati assolutamente con una definizione altissima, ci sono tecnologie che permettono di stampare a colori e poi c'è la tecnologia che sta arrivando un po' nelle case di tutti, che è una tecnologia economica. E i costi sono relativi anche sul fronte della progettazione 3D. In termini di costi sono sempre relativi. Io considero sempre l'esempio di una sedia. Fare la foto ad una sedia non costa solo il costo del fotografo. Incluso a quel prezzo c'è il costo di produzione del materiale, le ore di lavoro e poi arriva il costo del fotografo. Noi tagliamo questi costi perché possiamo produrci automaticamente una sedia, realizzarla in 3D e generare un rendering fotorealistico al costo commerciale ad oggi intorno dai 200 euro ai 500-600 euro, dipende dall'oggetto. Decisamente meno che produrre realmente un oggetto, e i costi sono accessibili anche sul fronte degli strumenti da impiegare per la progettazione. Esistono forme di noleggio molto vantaggiose che garantiscono un utilizzo di un prodotto sempre aggiornato, sempre performante, e questo rappresenta un costo scaricabile dalle aziende, quindi non conviene più l'acquisto, bensì il noleggio. Economico, efficace e innovativo, il 3D insomma è il futuro e lo è davvero per tutti. Ecco dunque a chi gli esperti consigliano i corsi realizzati dall'ente di formazione Irigem. Io lo consiglio dai ragazzi che hanno finito le scuole medie, ai professionisti che intendono migliorare il proprio approccio al commercio e alla progettazione, ai ragazzi che hanno dei sogni o che magari si divertono semplicemente giocando ai videogame, ai professionisti che in realtà vogliono esprimersi in maniera molto più professionale, conoscere ed apprendere ed applicare appunto tutte le nozioni che servono per mantenere alto il Made in Italy e soprattutto il Made in Veneto
nel mondo. Per informazioni sui corsi di progettazione 3D è possibile contattare l'ente di formazione Irigem con sede a Rosà. E anche per oggi è davvero tutto, Idea Formazione termina qui. Arrivederci.